Presenti le massime autorità civili, militari e religiose a fare gli onori di casa il neoquestore di Agrigento Emanuele Ricifari. La Marsala d'Agrigento, prima tappa, vince il neozelandese Finn Fisher Black per 8 secondi. Il presidente della regione Schifani ha raffreddato gli entusiasmi, servono i soldi per mantenerlo. Sì alla riapertura ma con gestione oculata l'intervento di Mariamico dopo le ultime polemiche. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Davanti alle massime autorità civili, militari e religiose si è svolta questa mattina la festa della polizia per celebrare i 171 anni della fondazione. A fare gli onori di casa il neoquestore di Agrigento Emanuele Ricifari. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Al via stamani in piazza Vittorio Emanuele la festa della polizia, giunto al suo 171esimo anniversario alla sua fondazione. A fare gli onori di casa il neoquestore di Agrigento Emanuele Ricifari, da poco insediatosi. Presenti alla cerimonia autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa e il vescovo Don Damiano. Quindi la lettura del messaggio del capo dello Stato Mattarella ai presenti, del ministro Piantedosi e del capo della polizia. Il questore nel suo discorso ha voluto soffermarsi sulle 3 direttive racchiuse in 3 semplici termini: il mood in cui si sviluppa l'azione di direzione delle forze dell'ordine. La prima è una semplice particella ed è che ci unisce al verbo essere e all'avverbio sempre costituisce il nostro brand delle celebrazioni della fondazione da anni, cioè esserci sempre. Il secondo è quello dell'organizzazione che si fonda su una rinnovata cultura della sicurezza. Il terzo termine è quello della resilienza, utilizzato per far sì come la popolazione siciliana a fronte delle perduranti crisi economica, lavorativa e demografica riesce a trovare in sé la forza d'adattamento e coesione per assicurare condizioni di vita dignitose. Il questore ha poi svolto un ringraziamento ai vari reparti della questura, ai sindaci della provincia, ai vari rappresentanti dei corpi di polizia, alla Digos, all'ufficio immigrazione, ai commissariati presenti in provincia come Licata, Canicattì, Porto Empedocle e Palma di Montechiaro. Quindi la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato di Agrigento e provincia che si sono distinti nello svolgimento della propria attività di servizio. Riconoscimenti sono andati a Lorenzo Pace, assistente capo Giovanni Croce, all'assistente capo Carlo Contino, al vicequestore aggiunto Genevieve Di Natale, a Giovanni Sagnitto, all'assessore coordinatore Giovanni Balistrelli, all'assistente capo Salvatore Vizzì, vice ispettore Tiranno Calogero, Angelo Iaquilino e Dario Grassadonio, quindi a Giovanni Sagnitto, Walter Sacco ed Antonio Licata. 171 anni, oggi l'anniversario della festa della polizia di Agrigento, anche se lei è da poco un consuntivo di ciò che è stata l'attività anche di chi l'ha preceduta. L'attività c'è stata, i numeri ve li abbiamo forniti ed è la dimostrazione che ci siamo sempre, che è il motto della Polizia di Stato e che è anche l'impegno che prendo oggi ufficialmente di fronte alla cittadinanza. Un messaggio alla cittadinanza? Questo, ci saremo. E di ieri la dichiarazione dello stato d'emergenza sul fronte dell'immigrazione, lei da poco è stato a Lampedusa, vi preparate per un'estate calda in tutti i sensi? Sì, per la verità lo stato di emergenza sicuramente ci agevolerà, ma avevamo già cominciato ad affrontare una serie di situazioni che sono a dir poco immonde riguardo la condizione in cui chi avrebbe dovuto ha lasciato andare la situazione in particolare del CPR di Lampedusa, e parlo della situazione strutturale. È di ieri che per l'ennesima volta sempre lo stesso pullman si è guastato, si guasta sempre e lo abbiamo segnalato da mesi. C'è un cancello che sta
appoggiato ed è divelto da circa 6 o 7 anni, segnalato alcune decine di volte. Ci sono le prese attaccate, come è stato osservato, nella zona dove c'è acqua che corre e quest'acqua che corre non è stata riparata, e questo non attiene né alla prefettura né alla questura né agli organi dello Stato, ma a chi ha firmato un contratto. 171 non sono pochi. No, 171 non sono pochi, ma noi siamo giovani perché ci nutre la passione per lo Stato e per i cittadini. Grazie. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha raffreddato gli entusiasmi di coloro che, cogliendo l'occasione della proclamazione di Agrigento capitale della cultura italiana 2025, hanno rilanciato l'utilità, alla ribalta da 40 anni, di costruire un aeroporto ad Agrigento. Vediamo. Nel corso dell'intervista di ieri, il presidente della regione Schifani si è soffermato, incalzato dai giornalisti, su tematiche importanti: il riscontro di Agrigento capitale della cultura, la regione farà la sua parte, sulla viabilità, sul futuro aeroporto di cui si sta discutendo recentemente. Già ho cominciato a prendere in mano il dossier della Palermo Agrigento, mi sono già confrontato con l'amministratore delegato nazionale dell'ANAS e a breve mi sottoporrà alcune soluzioni. Quello che ho chiesto all'amministratore delegato dell'ANAS è di completare i lavori entro il dicembre del 2024. Su questo vigileremo, collaboreremo, ma faremo sentire la nostra voce se saremo costretti, come l'abbiamo fatto per il calovoli, come lo stiamo facendo per il fotovoltaico. Confido anche nell'aiuto del ministro Salvini, che dimostra di essere un ministro delle infrastrutture molto vicino alla nostra terra. Il ponte sullo Stretto? Per il ponte sullo Stretto si fa, la prossima settimana sarò a Roma insieme al Presidente della Regione Calabria, invitati dal ministro Salvini, perché presenteremo il progetto alla Commissione europea. Sarà un importante evento che si terrà al Ministero dei Trasporti mercoledì 19 e si va avanti sull'aggiornamento del progetto, sul reperimento delle fonti di finanziamento che saranno sicuramente europee. È evidente che sia Sicilia che Calabria faranno la loro parte nei limiti dei loro stanziamenti e non saremo spettatori. Si è rilanciata l'ipotesi aeroporto da Agrigento? Aeroporto sì, il tema degli aeroporti è un tema delicato, che va affrontato nella loro completezza, perché non basta soltanto realizzare un aeroporto, occorre analizzare poi la sostenibilità di quell'area aeroportuale. Quindi un nuovo aeroporto si deve accompagnare ad un progetto di certezza, di autonomia finanziaria, che non debba basarsi solo su contributi. Da Marsala ad Agrigento, prima tappa del Giro di Sicilia, vince il neozelandese Finn Fisher Black, ha preceduto di 8 secondi sul traguardo il resto del gruppo. Arturo Cantella. Agrigento è stata ieri protagonista della prima tappa del Giro di Sicilia, partita da Marsala e arrivata in piazza Vittorio Emanuele con un buon anticipo sulla tabella di marcia. Il percorso era di circa 159 km, il primo classificato è stato il Finn Fisher Black, distanziati dal secondo e terzo posto Vincenzo Albanese e Diego Lissi. A Fisher Black è andata anche la prima maglia giallorossa di leader della classifica generale, distaccando il secondo di ben 12 secondi, Albanese di 14, Ulissi. Soddisfatto il corridore in quanto ha affermato come questa tappa di Agrigento è stata la sua prima vittoria da professionista, considerando che l'anno scorso ha avuto una rottura alla gamba. Sul palco della premiazione è presente il primo cittadino Miccichè, che per l'occasione ha voluto anche presenziare il presidente della regione Schifani, accompagnato dall'assessore al turismo Elvira Amata e dall'assessore agrigentino allo sport Costantino Ciulla. Per l'occasione presente anche il campione siciliano Nibali. Il giro prosegue stamani con la seconda tappa, che vede la partenza da Canicattì fino a Vittoria, quindi la terza da Enna a Termini Imerese, per concludersi con la quarta da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre. Oggi con un arrivo molto speciale qui ad Agrigento, che mi ha ricordato anche un passaggio importante del Giro d'Italia, è stato sicuramente una tappa molto bella, abbiamo visto un arrivo molto particolare e poi c'era anche il presidente della regione che è venuto a trovarci. Per domande ragazzi, un giro tecnico questo o serve solo come allenamento per il Giro d'Italia? È un giro che sta crescendo anno dopo anno, chiaramente anche la vittoria dell'anno scorso di Damiano Caruso è stata importante, quindi molti team strizzano l'occhio al Giro di Sicilia, quindi arrivano qui sia in preparazione per il Giro d'Italia, che è un grande test, banco di prove, perché da qui tanti poi andranno anche per le classiche della seconda parte del nord, e successivamente anche per il Giro d'Italia, perché è una gara veramente molto importante come passaggio. Chi lo vince questo giro secondo te?
Oggi su questo arrivo sicuramente era molto importante vedere chi aveva qualcosina in più e chi è rimasto lì anche a controllare. Damiano Caruso l'ho visto abbastanza pimpante, è arrivato bene all'arrivo, sicuramente vedendo anche l'ultima tappa com'è si può prestare alle sue caratteristiche, però ci sono anche parecchi corridori della UE che stanno bene, quindi dimostrano di pedalare forte. I programmi futuri tuoi? Chiaramente in questo momento mi trovo qui a seguire il Giro di Sicilia, sicuramente seguirò anche il Giro d'Italia. Ottimo traguardo, come contribuirete voi come Regione, Presidente? Ma già la presenza del Giro di Sicilia ad Agrigento come prima tappa testimonia l'impegno, la volontà del governo regionale di centrodestra, presieduto da me, come una affermazione di sicurezza. Agrigento vive e vivrà dei momenti di vecchio splendore. Investiremo anche perché l'anno prossimo la famosa sagra del Mandorlo in Fiore ritorni ad essere un evento, un appuntamento di carattere internazionale. Già ci siamo intesi con l'assessore Elvira Amata che è qui con noi perché si possa rilanciare questa realtà stupenda. Siamo orgogliosi di essere siciliani, siamo orgogliosi oggi di essere agrigentini e io concludo con una battuta, oggi siamo tutti agrigentini. Questo giro per la Sicilia che vetrina è? Beh, è un elemento di grande interesse, siamo qui proprio per questo, per testimoniare la nostra presenza, un momento di aggregazione, un momento di gioia, vedo tanti ragazzi, tanti giovani che vivono lo sport è educare, non soltanto ad una migliore salute pubblica ma anche ad una vita diversa. Tenga conto che in manovra in finanziaria ho voluto lo stanziamento di alcuni milioni di euro per fare in modo che i giovani che vogliono realizzare sport presso le palestre possano spendere un bonus per poterlo fare gratuitamente. Credo fortemente in questa iniziativa e sono sicuro che l'anno prossimo implementeremo le somme. Sì, oggi è la prima tappa, un'ultima vetrina per la nostra Agrigento. Tra l'altro voglio rimarcare che questa prima tappa, Marsala Agrigento, ha attraversato la costa del Mito, lo stesso percorso, sono quei 150 km di costa che da Selinunte vanno a Gela, quindi sono stati attraversati proprio da questi grandi atleti e sono estremamente fiero per la nostra città, sono fiero, orgoglioso perché c'è la presenza del Presidente Renato Schifani e dell'assessore Elvira Amata. Poco fa il Presidente ha detto che siamo oggi tutti agrigentini e questo mi rende estremamente lusingato perché il Presidente e il Governo regionale in toto è vicino al nostro territorio, abbraccia tutti i miei concittadini e spero che questo possa essere un preludio affinché possiamo preparare Agrigento in questi 20 mesi per il 2025. Assessore, una tappa importante questa per la Sicilia, anche per Agrigento, visto che tra l'altro Agrigento Capitale della Cultura 2025 è un buon biglietto da visita. Eventi sportivi come questo, il Giro di Sicilia, sono certamente delle grandi occasioni per la nostra terra, per la nostra Sicilia, per portarla in giro nel mondo, perché sono immagini che vede tutto il mondo, quindi per noi grande orgoglio. Quest'anno ancora di più che abbia coinciso una tappa d'Agrigento, Agrigento definita da pochissimo tempo capitale della cultura italiana 2025, chiaramente non poteva andarci meglio. Oggi l'impegno, oggi come ieri per carità, ma oggi ancora di più l'impegno di questo governo, del Presidente Schifani e da parte mia anche, ripeto, di tutto il governo, per organizzare delle iniziative importanti a livello anche, chiaramente un impegno anche a livello di infrastrutture che partendo da Agrigento, dico chiaramente deve essere il minimo che questo governo deve fare. È una grande occasione, quindi se c'è l'impegno e c'è l'impegno, ripeto, di tutti, obiettivamente questa occasione può essere un buon viatico per la Sicilia intera, non solo sicuramente per Agrigento, ma ricordiamoci che Agrigento secondo me è stata premiata perché comunque raccoglie oltre 2500 anni di storia siciliana. Noi stavamo già lavorando su un calendario di eventi per il 2024-2025, Agrigento era stata ovviamente compresa, Agrigento così come tutta la provincia di Agrigento. È chiaro che oggi l'impegno sarà maggiore, dobbiamo intensificare le organizzazioni su Agrigento, cioè è un contenitore che va riempito ancora di più di eventi, di cultura, sicuramente di storia,
voglio dire, ce l'abbiamo, ovunque ci giriamo intorno ovviamente respiriamo storie e tradizioni siciliane. È chiaro che però dobbiamo riempirla ancora di più di eventi, perché deve diventare ancora più attrattiva rispetto a quanto non lo sia per i nostri viaggiatori, per il turismo estero. Bellissima giornata oggi di sport, ma anche di segnale politico forte per la nostra città di Agrigento. Io ringrazio la massima autorità della Regione Siciliana, quindi il Presidente Schifani, ringrazio l'assessore Elvira Amato, assessore al turismo, sport e spettacolo, che da sempre, da subito, sempre attenta al nostro territorio, alla nostra città e non solo. Chiaramente questo segnale forte oggi anche della presenza come prima tappa del Giro di Sicilia, che vedrà 4 tappe in tutta la Sicilia, appunto, è un segnale forte proprio di presenza della Regione nella nostra città, nel nostro territorio. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che c'è un'attenzione particolare anche in vista dell'importantissimo appuntamento che abbiamo, essendo Agrigento fregiata dal titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2025, abbiamo tantissimo lavoro da fare e dall'indomani, anzi da immediatamente, appena avuta la notizia della proclamazione, ci siamo messi al lavoro e la Regione Siciliana insieme al Comune stiamo collaborando, stiamo dialogando per far sì che la città si faccia trovare pronta per l'appuntamento e possa lasciare un segnale forte e per sempre finalmente per la nostra città di Agrigento. Tragedia ieri sera a Sant'Angelo di Brolo nel Messinese. Anziana accende il camino in casa e muore ustionata. È morta anche una delle 4 persone ferita nell'esplosione avvenuta venerdì sera in un'abitazione di Tortorici a causa di una fuga di gas. Si tratta di una 65enne. Stabili le condizioni degli altri feriti, tra cui 2 minorenni. C'è il servizio. 2 tragedie a distanza di pochi giorni si sono consumate sui Nebrodi. Un'anziana è morta ustionata a Sant'Angelo di Brolo. La donna di circa 80 anni sarebbe caduta in un focolare mentre si stava scaldando. A provocare la caduta sulla legna che ardeva probabilmente è stato un malore. L'anziana avrebbe così perso i sensi, morendo carbonizzata. Il dramma si è consumato nella serata di ieri in una contrada del comune di Sant'Angelo. A fare la terribile scoperta è stato il marito, non appena rientrato in casa. Troppo tardi, purtroppo, per poter soccorrere la moglie, il cui corpo era ormai ustionato. Sul posto, in aperta campagna, si sono recati il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri, il RIS di Messina e i vigili del fuoco. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri delle stazioni di Sant'Angelo di Brolo e della compagnia di Patti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Dramma anche a Tortorici. È morta dopo giorni di agonia una donna coinvolta in un'esplosione avvenuta all'interno di un'abitazione il 7 aprile scorso. La signora di 65 anni era rimasta ferita la sera del venerdì santo nell'esplosione in contrada ai Lombati a Tortorici ed era stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. La donna è morta nel nosocomio catanese dopo 4 giorni a causa delle gravi ed estese ustioni riportate a seguito dell'esplosione che ha travolto anche altre 4 persone che in quel momento si trovavano all'interno della cucina per preparare dei dolci pasquali. Sarebbero stabili le condizioni degli altri 3 feriti ricoverati in ospedale: il nipote 15enne della donna deceduta, ricoverato a Catania, un'altra donna 42enne e il figlio 12enne ricoverati al Policlinico di Palermo. Un uomo con ferite più lievi era stato invece dimesso subito dopo le cure ricevute all'ospedale di Sant'Agata Militello. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello e dei vigili del fuoco per chiarire l'esatta dinamica della violenta esplosione che ha sradicato gli infissi della stanza e investito in pieno le 5 persone che si trovavano all'interno. L'Istituto di Erna di Palma di Montechiaro ha vinto il concorso nazionale Senato ed Ambiente con il progetto Oro Verde Fiumi Neri. Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola svolte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, si pone l'obiettivo di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale ed attraverso questo concorso vuole incoraggiarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Vediamo. Mentre Agrigento vinceva il titolo di capitale della cultura, lo stesso giorno i ragazzi dell'Odierna di Palma di Montechiaro hanno vinto una competizione nazionale che li ha visti vestire i panni di senatore. Per diversi mesi loro si sono
adoperati per trovare la soluzione a un problema ambientale del territorio, che era quello dell'inquinamento delle acque di vegetazione. Hanno partecipato al progetto Senato e Ambiente ed hanno vinto. Sì, grandissima soddisfazione per le classi terza F dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e la terza G del percorso tecnico informatico, seguiti dai docenti Rossana Sorcia e Carmelo Ferrara. I ragazzi hanno prima deciso di partecipare a questa competizione nazionale Senato e Ambiente per affrontare una problematica di carattere ambientale. Nello specifico loro si sono occupati di analizzare quelle che sono le conseguenze del versamento nelle acque fluviali del materiale di risulta a seguito della molitura delle olive, una problematica quindi che investe il nostro territorio e alla quale loro hanno tentato di trovare una soluzione. Hanno anche intervistato gli esperti del settore, hanno avuto modo di incontrare esperti delle forze dell'ordine, esperti dell'ARPA regionale, e alla fine hanno rappresentato quella che potrebbe essere una soluzione di cui appunto il Senato della Repubblica potrà tener conto nel legiferare. Non solo la soddisfazione di aver vinto, ma questo comporterà per loro un'esperienza. Sì, il Senato della Repubblica, proprio nella stessa giornata in cui abbiamo avuto la notizia della vittoria di Agrigento come capitale della cultura 2025, abbiamo ricevuto una nota del Senato della Repubblica che invita i nostri alunni proprio a partecipare ad una seduta del Senato nel prossimo anno scolastico. Scala dei Turchi sia alla riapertura ma con gestione oculata. L'intervento di Maria Amico. La vicenda sollevata da Federica Pellegrini è un problema reale. La Scala dei Turchi è allo stato attuale vietata alla frequentazione, come da diverso tempo. Però accade che quasi tutti i giorni i turisti non curanti del divieto scavalcano la transenna e penetrano nell'area vietata. C'è da dire che la Scala dei Turchi potrebbe essere riaperta anche domani, basterebbe utilizzare la zona già messa in sicurezza dalla Regione Sicilia e con una gestione oculata che permetterebbe la visita soltanto a un numero assolutamente contingentato di visitatori. Maestra sospesa per aver fatto recitare le preghiere. C'è chi vorrebbe premiarla, qualcuno ne auspica il licenziamento. Vediamo. Subito dopo le vacanze sono stata convocata da dirigente e mi ha detto che appunto c'erano state due mamme che non avevano gradito la cosa, per cui... Cosa non gradiva? Cos'è la cosa che non gradiva? La cosa che non gradiva era che io avessi fatto recitare un Padre Nostro e un'Ave Maria con l'esecuzione di questo braccialetto. È un film da questo? No. È molto più semplice, c'ha delle penne, questo l'ho preso proprio a misura. E questo avveniva per Natale? Avveniva a Natale, quindi mi ha chiesto per favore di chiedere le mie scuse davanti a tutti i genitori, per cui è stata fatta questa riunione con i genitori e nonostante le scuse la cosa è continuata lo stesso, perché io pensavo che almeno con le scuse la cosa fosse finita. Ma le scuse erano un errore, perché in realtà uno deve insegnare le preghiere, non nell'ora di religione, deve insegnare perché l'Ave Maria è pura poesia, il Padre Nostro indica una protezione, anche la preghiera funebre, l'eterno riposo, risale addirittura delle fonti classiche, uno pensa ai sepolcri, poi come fai a spiegare Dante, il cui ultimo canto del paradiso, Carlo Valditara, è una preghiera alla Vergine, è una preghiera di San Bernardo, quindi per introdurre la preghiera di Dante devi comunque conoscere l'Ave Maria, quindi è chiaro che il patrimonio nostro, il patrimonio culturale, è pieno di riferimenti al mondo cristiano. Non si placa l'eco delle polemiche riguardo la sospensione per 20 giorni ai danni di una maestra di Oristano. Sul caso interviene direttamente il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Appena emersa la vicenda ho chiesto una relazione dettagliata sui fatti, dopodiché abbiamo mandato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata corretta, dice. Ricordiamo che la maestra fu sospesa proprio per aver fatto recitare alcune preghiere ai suoi alunni, ai quali aveva anche fatto realizzare
delle coroncine di rosario. Dopo diversi interventi, bonari del dirigente scolastico, aggiunto ancora Valditara, si è arrivati all'attivazione di un procedimento disciplinare che si è concluso con la sanzione di 20 giorni, dopodiché io, appena emersa la notizia, ho richiesto una relazione dettagliata e abbiamo inviato gli ispettori. Ovviamente l'insegnante può ricorrere al giudice del lavoro, io posso solamente dire che non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare si tratta di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari. Dunque l'accusa è che anziché insegnare storia, geografia, matematica, l'insegnante avrebbe fatto cantare inni religiosi e pregare, quindi si tratta di una violazione di un obbligo previsto dalla legge. E l'Ave Maria e le preghiere sono dei corollari di una civiltà che ha Dante, Simone Martini, Giotto, Masaccio, questi affreschi. Non è che l'Ave Maria cade dal nulla come un'imposizione dogmatica di catechismo. E poi aggiunge, l'insegnante amica di Matteo Messina Denaro è stata sospesa inizialmente per 10 giorni perché è il massimo che un dirigente scolastico può fare. Dopodiché, sul mio intervento, si è avviato un procedimento di sospensione a tempo indeterminato. L'insegnante è stata sospesa a tempo indeterminato e nel contempo è stato avviato un procedimento disciplinare che potrà concludersi anche eventualmente con il massimo della sanzione. Non è una setta, non è che li ha indotti a fare qualcosa contro la loro condizione di studenti in una scuola cristiana, comunque sia, e Valditara dovrebbe saperlo. La preghiera è qualcosa di irresponsabile. Se ci fossero stati dei bambini di altre religioni probabilmente avrei fatto altre richieste. Quindi Feliziani ci dovrebbe ascoltare, io manderò questa intervista, queste parole dette dalla maestra Francescangeli, che mi sembrano espresse da una persona in perfetto equilibrio in sé e che difende valori che sono quelli che il nostro governo ritiene fondamentali per la formazione dei giovani, che riguardano la civiltà cristiana, non la religione cristiana. La civiltà cristiana nelle preghiere ha un fondamento serio, altrimenti dovremo impedire le processioni che avvengono per Pasqua, impedire tutti i riti. Essere cristiani non è una colpa, non può essere una colpa, non può essere sanzionato. Caro Feliziani, lei deve essere sanzionato, lei deve smettere di abusare del suo potere. Se poi il ministro ritiene che la sua relazione sia giusta, il ministro ha oggi la testimonianza mia, che sono sottosegretario del suo stesso governo, che questa signora è perfettamente in sé. Questa maestra risponde, molti me l'hanno detto, stai attento, è una fanatica, tu stesso me l'hai scritto, caro Valditara. Ma è scritto appunto che ci sono cose ben più gravi. Quali sono le cose ben più gravi? Che uno ha un suo metodo per rendere la religione vicina? Quello che avete fatto, caro Feliziani, è un atto d'arbitrio, di prepotenza. Io sono pronto fino all'ultimo, anche con un'interrogazione parlamentare dei colleghi che fanno riferimento a me, a cercare di capire come il ministro può credere a lei. Determinata, decisa e convinta. Un insegnante deve essere convinto, deve avere un'idea, quale che sia, fosse anche diversa da quella cristiana, ma deve educare a principi che siano di umanità. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. I riti della Settimana Santa di Licata incantano anche stranieri illustri. Arturo Cantella. Ospiti internazionali hanno seguito le celebrazioni del Venerdì Santo della Confraternita di San Gerolamo della Misericordia a Licata e partecipato alla Santa Messa, presente per l'occasione anche la soprano inglese Carly Paoli, che ha eseguito brani che hanno incantato i presenti. All'evento anche la diplomatica francese baronessa De Noto e il campione di calcio irlandese David Campbell, amici del tricologo Vincenzo Gambino. È stato un vero privilegio essermi quest'anno qui a Licata per la settimana sacra di Pasqua. Io ho vissuto questo momento così prezioso insieme a mia madre, miei amici più cari. E soprattutto il più grande privilegio è stato che potevo anche cantare in una chiesa meravigliosa. Ti dico la verità, seguendo la processione tutta la giornata mi sentivo per la prima volta come stavo vivendo la passione di Cristo.
è un'emozione così piena, quindi a mezzanotte cantare in quella chiesa con tutto il paese è stato un'emozione da condividere, quindi grazie Ligata. Stamattina canterò di nuovo, quindi venerdì sera ho cantato Ave Maria, invece questa mattina è la mattina che siamo così gioiosi perché Gesù Cristo si vive, quindi ho scelto di cantare Amazing Grace, che è una canzone amata internazionale per il messaggio della misericordia, della speranza che posso condividere. What do you think of Licata, Sicily? Licata is fantastic. We have been here before, friends of Irene and Enzo, and to be invited back again is special. The last few days have been unbelievable. I'm Irish Catholic, so this is very, we don't quite do it like this back in Ireland, and how everyone gets together and seeing the young and the old looking after each other, and the procession on Good Friday was amazing when they brought Jesus, and it was incredible, absolutely amazing. So we look forward to coming back again, and obviously we've met different characters over the last few days, so we will definitely come back again, and we've been so well treated as well, and you've got some fantastic restaurants, some amazing restaurants, I can say that. But what do you know of Italian football? What do you think of Italian football? Funny, I got to know Northern Ireland played Italy last year in Windsor, and I got to know some gentlemen from the Italian FA, and we organised for Carli Pali to do the national anthems before the game, and so it went so well. Northern Ireland drew with Italy in Belfast, which was the one which cost you qualification for the the World Cup, so that wasn't so good for Italy. That was 0-0, but the Italian FA were so pleased how Carli sang that they invited Carli back to the San Siro, to where England played Italy, and we got invited along as well, which was amazing. And to see Carli singing in front of 80,000 at the San Siro was amazing. I played at the San Siro many years ago for Nottingham Forest, the younger team. We were on a tour in Italy, and I've always wanted to come back to the San Siro, and it was as special as I thought. So the Italian FA treated us very well. Carli sang amazing. Italy got the results, so everyone was very happy. Calcio eccellenza, iniziamo dall'Acragas, sale la febbre per l'ultima domenica alle ore 16:30, i biancazzurri si giocheranno la promozione in Serie D contro il Resuttana San Lorenzo, l'Esseneto si prepara per il grande evento, il servizio di Carmelo Lentini. Sabato scorso, in anticipo, tra Acragas e Misilmeri è uscito un equo pari. Un pari che ha accontentato entrambe le contendenti ai fini della classifica generale e non ha compromesso i rispettivi obiettivi stagionali. Infatti l'Acragas mantiene la vetta, anche se ha ridotto il vantaggio sull'Enna ad un solo punto, mentre il Don Carlo Misilmeri si è appropriato della quarta posizione e rinvia a domenica prossima con la Parma la festa per i raggiunti play-off. Per quanto concerne la compagine Tembli, va detto che non ha potuto rischiare più di tanto allo stadio Aloisio di Misilmeri, anche perché un punto o 3 punti in prospettiva dell'ultima gara non pregiudicava assolutamente nulla. Riavvolgendo il nastro, il tecnico Terranova ha schierato un 11 molto prudente, con 6 mezzine Manzurri coppia d'attacco, Baio e Vizzini esterni, centrocampo con Brunetti dall'ora Caccetta. L'inizio del match è di marca biancazzurra e al 10° si fa pericolosa con un tiro di Manzurri che sfiora l'incrocio dei pali. Al 30° ci prova 6 mezzini con un diagonale che si perde alto sopra la traversa, mentre il primo tiro in porta del Don Carlo Misilmeri arriva al 35° con Balistreri su assist di Concialdi che impegna il portiere Elezai. L'Acragas diventa sempre più accelerato ed al 43° passa in vantaggio con Semenzin, serpentina del solito Manzur che porge su un piatto d'argento l'assist,
con deviazione vincente dell'attaccante argentino. Si va a riposo con l'Agragas in vantaggio. Al ritorno in campo la compagine dell'esperto tecnico Salvatore Aronica si fa subito intraprendente e trova il pari con il mobilissimo Balistreri, abile a colpire di testa un assist dalla bandierina battuto da Lonigro. Raggiunto il pari, il Don Carlo Mislimeri cerca di mantenere ben saldo il risultato raggiunto e riesce a portarlo in porto senza troppi affanni. Adesso la festa, per la sempre più probabile promozione dell'Agragas in D, è solo rinviata. Domenica prossima, infatti, all'Esteneto arriva il Resultana San Lorenzo e non bisogna concedersi distrazioni. Per questa ultima e decisiva gara è previsto il pubblico delle grandi occasioni che vorrà brindare assieme ai propri beniamini. Questa gara avrà inizio a partire dalle 16:30. Intanto la squadra ha fatto ritorno in campo per preparare quest'ultima gara dell'anno contro il Resultana. Per approdare in Serie D occorre solo un risultato, la vittoria, ed è per questo motivo che la società questo martedì 11 aprile dalle ore 15 inizierà la prevendita dei biglietti che potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita: segreteria dello Stadio Asseneto, tipografia Maira in via Calligratide, Barre dei Fiori al Villaggio Mosè. Gli orari della prevendita sono i seguenti: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. I prezzi taglianti di prevendita sino a venerdì saranno i seguenti: tribuna centrale 12, gradinata 8, curva 5, tribuna VIP 20 e settori ospiti 10, mentre le donne entreranno in curva gratuitamente. I bambini fino a 12 anni entreranno gratis in tutti i settori tranne la tribuna coperta, dove il prezzo sarà ridotto anche per le donne di 8 euro, così da avere un posto a sedere. Sabato 15 aprile e domenica 16 i biglietti invece avranno un prezzo differente. Costeranno di più. Tribuna centrale 15, curva 7, donne 7 euro in curva e 8 in gradinata, settori ospiti 10, bambini fino a 12 anni entreranno gratis sia in curva che in gradinata. Domenica 16 aprile il botteghino dello Stadio Seneto sarà aperto alle ore 10. Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito Viva Ticket. Mister, un pareggio importantissimo in un'economia di classifica che vi vede proiettati, insomma, possiamo dirlo, state preparando la festa? No, la festa no, la festa la faremo dopo aver vinto domenica. È chiaro che per noi, sia per noi che per Mislimeri, era una partita importante, probabilmente la posta in palio ha contratto entrambe le squadre e poi il pareggio alla fine, visto che non siamo riusciti a portare il vantaggio ancora più avanti nel tempo, ci sta bene ad entrambe. Un pareggio comunque previsto, le due squadre si sono risparmiate anche in virtù della prossima gara. Ecco, che gara sarà, come la preparerete, come sarà preparato anche il pubblico, la tifoseria, la piazza? Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni come è stato contro l'Enna. Prepareremo la settimana normale pur sapendo che una vittoria ci consentirebbe di entrare in Serie D. Qual è in questo momento il pensiero più importante per un mister e per un allenatore? Guardi, per ora il pensiero, c'è tanta concentrazione, ci facciamo questa festa di Pasqua, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi dell'Agragas e non solo, poi prepareremo una settimana di passione. Mister, domenica prossima il match point in casa contro il Resultana San Lorenzo. Un'altra gara difficile, anche perché credo che il Resultana abbia bisogno di qualche punto per essere matematicamente salvo, però onestamente le nostre motivazioni saranno 1000 volte superiori a quelle del Resultana. Cristian Caccetta, pareggio giusto alla fine tra Mislimeri e Agragas. Domenica prossima per i biancazzurri il match point per la promozione in Serie D, battere in casa il Resultana per festeggiare la promozione. Sì, non era facile venire qua e vincere, sappiamo che loro sono un'ottima squadra, poi col cambio di allenatore c'è stato un cambio passo anche da parte loro, nonostante l'ultimo periodo per loro non è stato entusiasmante, però sapevamo che i valori in campo sarebbero stati elevati da parte loro. Testa adesso a domenica prossima, l'ultima di campionato, come detto all'Agragas servirà la vittoria contro il Resultana per festeggiare la promozione in Serie D.
Beh sì, domenica è l'ultima, serve una vittoria assolutamente, vogliamo farla davanti ai nostri tifosi e spero che si possa verificare una giornata come quella che c'è stata una settimana fa contro l'Enna, per vedere gremito quello stadio, perché lo spettacolo espresso domenica scorsa sia in campo che fuori è stato fantastico. Ancora eccellenza, importante successo del Pro Favara che raggiunge quota 61 punti in classifica e tiene vive le speranze di playoff. Domenica prossima la sfida decisiva contro Enna in casa. Giuseppe Moscato. Importante vittoria esterna per la Pro Favara che si impone per 2-0 con il CUS Palermo nella penultima giornata del campionato di eccellenza Girone A e mantiene saldo il terzo posto in classifica. A Palermo mister Catalano imposta bene la partita e la Pro Favara va subito in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso al quinto per un netto atterramento in area della Piana ad opera di Di Giovanni. E lo stesso avanti dei gialloblu abbatte il rigore che porta in vantaggio la Pro Favara. Una bella partita di Lupo e compagni con clamorose azioni da gol che però non si concretizzano. Al 39esimo è il palo a fermare il tiro di Rizzo, traversa che ferma anche un bel tiro di Fricano ad inizio di secondo tempo. Il raddoppio arriva al 60esimo ancora su rigore, Capitan Bossa viene atterrato in area dal dischetto, trasforma ancora la Piana. Il CUS Palermo cerca in tutti i modi di rimettersi in partita ma senza grossi risultati. I gialloblu di contro creano ancora qualche occasione e chiudono in scioltezza l'incontro guadagnando i preziosi 3 punti. Sembra così facile ma non è stata, perché il CUS ha fatto un'ottima partita, in qualche tratto della gara ci ha messo anche in difficoltà, è vero che siamo riusciti a sbloccarla subito, poi l'abbiamo gestita e anche se nella prima parte della gara abbiamo gestito un po' male secondo me, poi la seconda parte della gara abbiamo fatto qualcosa in più, siamo riusciti a fare il 2-0, i ragazzi hanno gestito fino alla fine e quindi credo che il risultato sia meritato. Sì, questo sì, sapevamo la partita che era difficile perché giustamente incontravamo una squadra che si deve salvare, quando incontri queste squadre qua devi mettere a pari livelli la cattiveria e la fame, poi giustamente noi abbiamo qualità e giustamente poi esce fuori. È vero che abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita e alla fine i rigori sono stati a favore nostro, meno male. Sì, probabilmente non siamo stati come le altre partite, però abbiamo tenuto il campo, era importante vincere, l'abbiamo fatto con due calci di rigore, 2 palle da fermo. A noi interessava vincere perché ipotizzavamo che a Misilmeri la partita potesse finire in questo modo, quindi noi dovevamo tenerci aggrappati lì, sapevamo che l'Enna avrebbe vinto in casa con la Parma, quindi dovevamo portare tutto all'ultima giornata in casa per disputare i playoff, che per quello che abbiamo fatto è il giusto coronamento a una stagione, io oserei dire, esaltante. Domenica prossima, ultima giornata di campionato, la Pro Favara affronterà in casa l'Enna, partita decisiva per i gialloblu per chiudere il campionato in bellezza. I padroni di casa affronteranno l'Enna avendo 7 punti di distacco, margine che permette ai ragazzi di Gaetano Catalano di affrontare la vice capolista avendo a disposizione 2 risultati utili, vittoria e pareggio, per accedere ai play-off. Nulla deve essere dato comunque per scontato, sarà una gara che varrà tutto il campionato. L'incontro si disputerà tra le mura amiche, per cui la Pro Favara può contare sul supporto del pubblico favarese sempre presente nei momenti importanti. Sapevamo che arrivavamo alla fine, che ci giocavamo la partita con l'Enna per entrare ai playoff e così è stato. La Gragas è padrona del suo destino domenica in casa con la Risultana. Lo stesso siamo anche noi, però sicuramente andiamo ad affrontare una squadra importante, una squadra forte e siamo consapevoli pure di questo, quindi se vogliamo arrivare nei playoff sappiamo che dobbiamo affrontare questa partita come se fosse già una finale. Basket, la Fortitudo travolge Nardò e consolida la vetta. La squadra di Agrigento è prima con 8 punti nel girone bianco di Serie A2. Vediamo. Ci è arrivata una vittoria molto importante, la seconda in questa fase orologio, il fattore campo ancora una volta è il risultato determinante. Era questa la partita che ti aspettavi e quanto sei soddisfatto da questa vittoria?
Ma siamo tutti molto soddisfatti perché era importante, oltre a vincere per la classifica, questa è la quarta vittoria nelle ultime 5 partite, era importante anche la prestazione e abbiamo, diciamo così, avuto entrambe le cose, sia i 2 punti in classifica che una partita giocata come volevamo giocarla. Sapevamo che questa era una squadra che poteva essere pericolosa, perché comunque ha stazza fisica, perché ha giocatori di talento offensivo, hanno dimostrato in certi frangenti, ad esempio nel secondo quarto, quando noi abbiamo un pochettino rallentato, andando dietro al loro ritmo, alla loro zona, di poter essere una squadra che produceva molti punti in pochi secondi, quindi era una partita dove bisognava stare molto attenti dal punto di vista tecnico-tattico. I ragazzi sono stati veramente encomiabili, non perché hanno seguito il piano partita, ma semplicemente perché hanno, come sempre, cercato di giocare con la loro identità, cercando di non spersonalizzarsi. Il prodotto offensivo lo sta a dimostrare, perché abbiamo segnato 28 punti, 22 punti, 24 punti, 24 punti nei 4 quarti, quindi significa che hanno fatto questo sforzo che non era semplice, non era scontato né dal punto di vista atletico né dal punto di vista mentale, giocando contro un tatticismo come quello che ci ha proposto Nardò, quindi siamo molto contenti della partita. Sapete che io non sono solito andare sulle individualità, perché tengo a parlare sempre per la squadra e con la squadra, però sono molto contento della prestazione che ha fatto Costi, che forse nessuno lo sapeva, ha giocato da infortunato. È un passo in avanti importante per un ragazzo che dal punto di vista mentale qualche lacuna fino adesso l'ha sempre avuta. Oggi ha dimostrato di essere diventato veramente un uomo, perché ha stretto i denti, ha giocato 14 minuti solidi difensivamente, ci ha dato una mano in attacco. È una piccola cosa all'interno della partita, ma molto grande all'interno di quello che sarà il nostro proseguo in questo campionato. Ale, nel terzo quarto c'è stato sicuramente un divario sostanziale che ha dato poi uno strappo al match. Si può dire che il rientro degli spogliatoi è stato decisivo in questo momento? Sì, assolutamente. Il coach all'intervallo, ma comunque come era anche la partita e il mood della partita, sapevamo di non poter rallentare, quindi lui ci ha detto di continuare perché loro non avrebbero comunque mai smesso di giocare la loro partita e nel loro modo di attaccare e di essere pericolosi. Quindi siamo riusciti poi a infilare anche qualche tiro in più, a prendere fiducia, a tirarci dietro l'entusiasmo del pubblico, e qualche tiro aperto che avevamo costruito anche prima, che magari non è entrato, ne è entrato sicuramente una serie, e siamo riusciti poi soprattutto difensivamente a fare un gran lavoro, perché abbiamo subito credo 14 punti nel terzo quarto e lì abbiamo creato il divario. Secondo te dove è stata oggi più forte la Fortitudo? Qual è stata la chiave di svolta di questo match? Secondo me era una partita molto complicata, perché era una partita mentale, non era tanto una partita tecnica ovviamente anche, però che aveva tante insidie dal punto di vista mentale. Potevi avere la sensazione che loro fossero corti, potevi avere la sensazione che loro avrebbero mollato, potevi avere la sensazione che ogni tanto ci concedessero dei tiri, e se noi avessimo abbassato l'attenzione loro ci avrebbero sicuramente punito, e quindi credo che questo ci abbia fatto fare un piccolo step in avanti, secondo me fondamentale. Coach, in vista delle prossime partite, quanto è stata importante la vittoria di Chiusi in trasferta e oggi confermarsi in casa? Ma è stato importante innanzitutto perché, come dico sempre, nello sport professionistico la classifica regna sovrana, e chiaramente 4 punti su 2 partite sono una cosa che ci aiuta tantissimo nel proseguo, anche a livello di fiducia, ma anche e soprattutto a livello matematico. La partita di Chiusi è stata una partita importante, anche perché sappiamo tutti che era un po' di tempo che non vincevamo in trasferta, però io voglio aprire una parentesi su questo aspetto. Noi siamo una squadra che non molla mai, siamo una squadra che prova sempre a dare tutto all'interno di qualunque partita, sia quella giocata bene, sia quella giocata male, sia quella vinta che quella persa. Per noi fare le trasferte non è uno scherzo. Domenica andremo a Rimini, questa è anche una società che ha bisogno anche di risparmiare a volte, viaggeremo, prenderemo i nostri pulmini, faremo 2 ore per arrivare a Palermo, non andremo nell'aeroporto più vicino di Rimini, ma atterreremo a Perugia per una questione di costi, prenderemo altri pulmini, faremo altri 2 ore e mezza di viaggio, faremo forse, se avremo l'energia, un pochettino di allenamento, e il giorno dopo proveremo a reggere 40 minuti dopo un viaggio così contro una squadra che in casa ha sicuramente anche un pubblico importante che la può trascinare. Questo perché lo dico? Perché noi a Piacenza, anche se è passato, abbiamo perso una partita che avrebbe anche potuto regalarci dei playoff garantiti senza dover passare a questo girone.
È stata una partita dove noi abbiamo sofferto molto, abbiamo sofferto insieme, non siamo riusciti a raggiungere il risultato che avremmo voluto riportare ad Agrigento. Okay? Certe reazioni, leggere certe reazioni da parte di qualcuno dei nostri tifosi non ci è piaciuto, non siamo stati vergognosi, non abbiamo buttato nel cesso una stagione, ci vuole rispetto per questa squadra, ci vuole rispetto per i miei giocatori, questa è una squadra che ad Agrigento rimpiangeranno molto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.